è che la prima mossa, secondo la legislazione italiana, ce l'ha il delinquente che ti entra in casa, quel vantaggio lì ce l'ha lui. Intanto ci ha raggiunto in diretta con noi e con voi il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Buon pomeriggio, Matteo. Buon pomeriggio, anche se non è mica tanto un buon pomeriggio, evidentemente, perché insomma, a parte il fatto che una morte è sempre una morte e quindi la preghiera è sempre la preghiera per tutti, però la morte di una persona che ha lavorato una vita e che per ricompensa si trova condannato a 5 anni e 4 mesi di galera, a risarcire 2 rapinatori e ci lascia per un infarto, sicuramente fa incazzare, perché se non è una morte di Stato questa, ditemi voi di che cosa si può e si deve parlare. Ci ho cenato insieme una quindicina di giorni fa durante una serata organizzata dalla Lega Nord di Vicenza per raccogliere i fondi per le sue spese legali. Evidentemente quei fondi saranno inutili in questo momento, perché purtroppo è finita come non doveva finire. Magari qualcuno adesso, non dico che sarà contento, ma dirà insomma, aveva esagerato, si era difeso, aveva sparato, aveva ferito 2 poveri rapinatori. Ditemi voi se è uno Stato normale, con Renzuccio che va in giro saltellando e cazzeggiando di qua e di là, intanto ci sono morti come queste che sono veramente una cosa che ti lascia senza parole. Ecco, senza parole è stata anche, diciamo, la nostra reazione in studio, però delle parole stanno arrivando dai nostri ascoltatori, quindi Matteo, se tu hai qualche minuto possiamo prenderli assieme. Io una decina di minuti, perché stiamo lavorando per Bologna per domenica, sarà una giornata straordinaria. Magari avrebbe voluto esserci, però non ci sarà evidentemente Hermes, ci saranno tante persone che porteranno il suo ricordo e la sua battaglia in Piazza Maggiore a Bologna. Allora andiamo avanti con le vostre telefonate, e in onda con noi in questo momento c'è Matteo Salvini che insomma in qualche modo potrà sottolineare i vostri passaggi. Fin qui abbiamo tante telefonate. Matteo è stato indicato insomma come responsabile principale sì lo Stato, ma principalmente la magistratura, quelli che fanno le leggi. C'è chi ha detto di titolargli una via in tutti i comuni amministrati dalla Lega, c'è chi dice di dargli una medaglia d'oro, insomma tante opinioni, tante reazioni, dove ovviamente lo sgomento fa da premessa a quelle che poi sono le parole che fin qui abbiamo ospitato nel nostro filo diretto. E mi sembra, se non ho sbagliato a intuire, che anche nel tuo caso la reazione per il momento è questa, senza parole, una notizia quando impensabile. Leggi un SMS di questo genere, soprattutto con una persona che hai conosciuto, che ti ha raccontato di una vita complicata, con una disabilità al 100%, perché aveva anche una gamba di legno, però non era abbastanza disabile per avere una pensione di invalidità e quindi sopravviveva con 120 euro al mese, perché in Italia capita che tu lavori una vita, arrivi a 63 anni e lo Stato ti ricompensa con 120 euro al mese e poi te ne chiede 120.000 perché 2 rapinatori sono stati feriti mentre erano nel tuo magazzino. Quindi cosa vuoi commentare? Noi vorremmo un paese che difendesse la gente per bene. Ecco, domenica cercheremo di presentare un progetto per la gente per bene. Prendiamo 2 telefonate che sono arrivate. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Maria da Crema. Ciao, eccoti. Buonasera a tutti, ci vediamo domenica a Bologna. Niente, ha già detto tante cose Matteo, che lo saluto, però per come la penso io, per me è il proseguimento della rapina che ha subito. È il proseguimento della rapina, cioè secondo te è vittima della rapina? L'ha rapinato fisicamente, quei 2 signori che sono entrati a casa sua, e l'hanno rapinato e non ha subito, diciamo che non ha retto lo stress, quelli che l'hanno condannato. Beh, certo, che nessuno ci venga a dire che l'infarto non è collegabile allo stress che due signori che peraltro sono liberi, certo. Sono liberi e tranquilli, sono a spasso, ricordiamocelo. Certo, anche questa insomma è da sottolineare, perché a volte si danno per scontato. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, come ti chiami? Ciao, Giovanni da Salerno. Ciao Giovanni. Ciao, niente, volevo dare un pensiero a questo signore che è morto, Hermes, da tutta Salerno, e volevo dare un in bocca al lupo a Matteo, e lo sai che sei la nostra forza, e vai avanti sempre così, capitano. Salerno è con te. Grazie mille agli amici che ci telefonano anche da Salerno e ci ricordano che insomma il nostro segnale arriva anche da quelle parti. Ogni tanto per colpa del nostro nome rischiamo di dimenticarcene, e prendiamo altre telefonate intanto. Pronto?
Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Mauro, chiamo D'Angera. Ciao Mauro, Questo eccoti. qua è un paese di traditori. Ci dimentichiamo dei nostri fratelli che vengono o dalla Sicilia, dalla Padania, per accogliere persone che non meritano di stare qua. Testimonianza di questo che sicuramente è stato anche dovuto a tutto quello che ha dovuto subire, tutti i disagi e proprio la pena che ha dovuto subire. E guarda caso a Bologna c'è un altro traditore amico dei comunisti che non vuole venire con noi perché ha detto che è superiore, ma superiore a che cosa? Mettiti una volta tanto per la parte dei buoni, delle persone giuste in Italia, per le persone che soffrono, non per le tue dite, Berlusconi. Grazie Buona Mauro. a tutti. Grazie Mauro, prendiamo ancora un'altra telefonata. Tanto Berlusconi ha confermato la sua presenza domenica a Bologna e al di là di tutte le considerazioni lo ringrazio per aver accolto l'invito e per la generosità dell'esserci. Poi starà a noi costruire un futuro diverso rispetto al passato che ci ricordiamo. Abbiamo altre telefonate intanto, continuiamo a prenderle. Ovviamente fulcro della giornata non può che essere l'impensabilità della notizia dell'infarto a Hermes Mattielli, un infarto di Stato per usare una sintesi. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giuseppe di Varese. Ciao Giuseppe, eccoti qua. Ciao. Matteo, cioè, praticamente per me quello hanno ucciso non la rapina, ma tanto l'opinione pubblica, i giornali, ovviamente quelli di sinistra, perché io ho visto le interviste che gli facevano i giornalisti, che andavano lì a stuzzicarlo, cioè volevo fargli dire le cose che volevano loro, no? Perché quindi farlo sentire in colpa, sto povero Cristo, era lì che non so, si vedeva che soffriva un uomo che era sofferente. Adesso quando vai in trasmissione, diglielo se sono contenti, no? Se hanno stappato la bottiglia di champagne, se hanno festeggiato. Ciao, grazie. Stasera non mancherò di ricordare Hermes, ma le battaglie che abbiamo fatto e che faremo sarò su Rai 2 a Virus a partire dalle 9, non so quali sono gli argomenti, ma di questo mi interessa poco, ovviamente partirò da questo perché la vita reale è questa. Ecco, vita reale che, ripeto, in questo momento su Repubblica.it e Corriere.it non compare almeno nelle evidenze della prima pagina. Quindi per i due teoricamente principali quotidiani italiani non è una notizia? Al momento no, poi magari è in basso a destra, in fondo. È solo un 63enne morto di infarto, anzi, magari per qualcuno pure cattivo, pistolero, perché aveva osato difendersi dall'attacco dei due rapinatori. Quindi teniamo presente che ogni paese ha i giornalisti e i politici che si merita. Abbiamo altre telefonate, siamo in diretta con Matteo Salvini ancora per qualche minuto. 0266 20 35 29. Pronto? Pronto, buona Padania, sono Giorgio. Volevo chiedere questo a Matteo. Matteo, non pensi che sia arrivato il momento di pretendere che la giustizia sia eletta, vale a dire i giudici devono essere eletti dal popolo? Grazie Giorgio, questa è una risposta politica. Sì, ne sono straconvinto, fra il dire e il fare c'è di mezzo il potere vero che hanno in mano loro, l'abbiamo visto sulle polemiche di questi giorni, sui rimborsi elettorali della Lega, su accuse fantasiose se non ridicole, però dobbiamo farlo perché un paese civile ha processi che durano 8 mesi, non 8 anni, e ha dei giudici che applicano e non interpretano. Insomma, giudici che applicano eletti dal popolo, non sembra una bestemmia. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Mario, chiamo da Varese. Ciao anche grande Matteo. Ma dispiace un po' per l'uomo, in Italia proprio non puoi neanche difenderti se vengono i ladri. Io però proporrei, non so, al governo che cosa, che se uno ha subito dei furti, visto che i ladri sono ben voluti dal nostro governo, forse perché loro sono quasi tutti ladri, di chi ha avuto un furto, denunciato dai carabinieri e tutto, per 1 anno o 2, finché io dico, vabbè, ma sono venuto in casa e mi hanno rubato 20.000 euro, io governo non ti do un cazzo di tasse fino ad arrivare ai 20.000 euro che mi ha rubato, tanto te li proteggi, io finché non riesco a rifarmi di quello che mi ha rubato non ti do un cazzo. Buona giornata, ciao, scusate. Grazie Mario. Ne prendiamo ancora altre, 0266 20 35 29, insomma, se avete delle parole per commentare quello che è successo alla morte di Hermes Mattielli, un infarto che è iniziato ieri con un malore, è stato ricoverato in ospedale, c'erano notizie rassicuranti, oggi invece in un tracollo, insomma, è morto di infarto colui che insomma era stato condannato a 5 anni, 4 mesi e 135.000 euro di risarcimento per il tentato omicidio dei 2 rom. Ricordiamo tutte le parole di questa notizia, anche tentato omicidio, non è morto nessuno dei 2, l'unico morto oggi è Hermes Mattielli. Prendiamo una telefonata, pronto?
Pronto, ciao, sono Danilo, provincia di Varese. Ciao Danilo, eccoti qua. Allora, si potrebbe fare un'interpellanza parlamentare da parte di Salvini. Visto che la sinistra ha fatto la sala Giuliani, grande italiano Giuliani, potremmo fare una sala Hermes, magari in Parlamento, visto che se fanno le sale per i delinquenti, ma visto che Hermes, tra virgolette, è un delinquente per lo Stato, ma per noi è un eroe, potrebbero fargli una bella sala. Grazie. Grazie. Perché Danilo. no? Perché no? Perché no? Andiamo avanti con le vostre telefonate dopo aver registrato un perché no a questa che in effetti è una proposta fattibile, quantomeno per metterlo nella memoria quello che è successo oggi. Pronto? Pronto, ciao, sono Alessandro da Genova. Ciao Alessandro. Ma io volevo solo rivendicare questo, che noi cittadini viviamo in uno stato paradossale, perché ricordiamo sempre che abbiamo un Parlamento illegittimo, è stato definito anticostituzionale, gli stessi eletti che hanno utilizzato una normativa per entrare lì dentro incostituzionale, e quindi viviamo in un paradosso dove noi subiamo e non riusciamo a ribellarci. Quindi già questo è un segnale molto evidente. E nello stesso tempo, tutte le volte che noi cittadini rivendichiamo un diritto, nessuno ci dice come fare e cosa fare. Quindi io penso che appunto domenica a Bologna si spera di dare un messaggio forte, dove ancora chi magari sta pensando a quello che deve fare può dire finalmente possiamo trovare una speranza, perché ci rimane solo quello. Grazie mille, grazie mille. Ne prendiamo ancora altre. Pronto? Sì, pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sì, ciao a tutti. Ciao anche Abbiamo un problema con la linea, mi sembra, o forse no? Aspetta, hai pigiato i tasti, la radio. Ok, e niente, per questa faccenda è veramente molto dolorosa, che sconvolge e dovrebbe portare molto a riflettere tutte quelle componenti dai politici e amministratura che sono atti proprio a lavorare proprio per noi cittadini, e quindi anche chi formula le leggi, e quindi dovrebbe veramente svegliare e scuotere le coscienze, perché è veramente una cosa molto tragica, ecco, una cosa tragica, e andrebbe ricordata anche come hanno detto gli altri, e speriamo che si possa, governando, cambiare questa legge che è assolutamente ingiusta e sproporzionata da parte di chi ti entra in naturalmente. Grazie mille Matteo. Ecco, quanto tempo ci puoi dare ancora? Le ultime due voci, poi vediamo se riusciamo a fare qualche parola in più. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, grande Matteo, sei Varese, ti ho ammirato, sei sempre il numero uno. No, due cose, dispiace per quello che è successo, sono molto dispiaciuto, sarò a Bologna anch'io domenica, e volevo dirti, in quanto riguarda per Berlusconi, ma abbiamo visto che quando siamo stati insieme in Liguria abbiamo vinto, per cui tanti che continuano a telefonare che ce l'hanno a morte con Berlusconi, che si diano anche loro una riflessione. Ciao, grazie mille. Unirsi è utile, l'importante è avere progetti e idee chiare, non arrivare a mercanteggiare. Questo ovviamente è il mio primo impegno, però che domenica ci sia l'opposizione unita in piazza a Bologna è sicuramente un segnale che a Renzi non farà piacere. Abbiamo altre telefonate, l'ultima. Pronto? Pronto? Sì, ciao, eccoti, come ti chiami? Buona Padania, non faccio il nome per precauzione, comunque sono leghista. Okay. Mi hanno investito nel 2002, primo grado 2009. Nel frattempo lo stesso giudice mi ha pignorato la casa, mai chiamato una volta come giudice dei minori, e giudice di primo grado dopo 4 anni, lo stesso giudice, sentenza negativa sul giudice. Mi sembra, caro amico, mi sembra una storia che ha dei profili interessanti, anche solo perché è una storia, però mi sembra che la stai raccontando in maniera un po' incasinata, perché probabilmente è anche una storia incasinata che magari richiede anche più tempo e una linea telefonica migliore, quindi posizionati in un posto dove il tuo telefonino prende meglio, e tanto oggi saremo a filo diretto, e saremo a filo diretto anche nei prossimi giorni, come sempre su Radio Padania, e raccontacela. Matteo, per il resto hai sentito, insomma, le parole sul caso di Mattielli sono le più sarà con noi a Bologna, saremo a Bologna anche per lui, ci sono centinaia di pullman, non abbiamo mai avuto un'adesione simile per le manifestazioni degli ultimi 15 anni, a memoria, da Pontida, a Milano, a Venezia, a Roma, quindi se voi siete ancora indecisi sappiate che la vostra presenza può essere quel passo in più.
ci saranno dirette televisive di La 7, di Sky, di Rai News, ci saranno tutti ad ascoltarci, quindi nostra responsabilità sarà prospettare cose concrete, possibili, un mondo reale, non le cazzate di Renzi, però quanta più gente ci sarà ad ascoltare, a divulgare, a fare da cellule di resistenza contro il pensiero unico, tanto più facile sarà. Quindi ci sono ancora 2 o 3 giorni per parlarne, per dire ai vostri amici ci vediamo a Bologna. Ecco, in questi 2 o 3 giorni il saluto invece di buongiorno, buonasera, come sta, potrebbe essere ci vediamo a Bologna. Ci saranno tante attività domani, io domani mattina sarò in provincia di Padova, sabato sarò vicino a Milano, domenica ovviamente a Bologna, però ci saranno attività in Piemonte, in Emilia, in Toscana, in tutta la Lombardia, sedi di Equitalia, uffici postali chiudi, agenzia delle entrate, supermercati, scuole, quindi non mancheranno le occasioni di esserci. E io chiudo con un grazie a voi, perché se ci siamo e se siamo in battaglia è grazie a voi, non grazie a noi, e con un pensiero per Hermes, ripeto, che se ne poteva e doveva andare più tardi e in un modo migliore e più degno, e ricordato dallo Stato italiano non come un pregiudicato e un delinquente, ma come una persona che chiedeva solo di lavorare e voleva solo stare tranquilla a casa sua. Grazie mille Matteo Salvini. Un abbraccio. Grazie mille Matteo Salvini. Andiamo avanti noi con le vostre telefonate sul caso di Hermes Mattielli. Non è un caso, cioè uno che è morto ed era vittima di una rapina. Esatto, di questa notizia. Episodio. Pronto? Pronto? Sì, ciao, Salve. come ti chiami? Eccoti. Sono Roberto Di Malo. Ciao Roberto. Io, essendo di Malo, ero molto vicino ad Arsiero e l'ho salutato un mese fa che stava mettendo via la legna. Mi dispiace tantissimo, non doveva fare questa fine, perché la pressione che ha avuto penso sia stata la colpa del suo cammino, ecco. Poi mi dispiace, volevo parlare con Matteo, ma Ti è andata male Roberto, però ti hanno sentito tutti. allora, E forse ecco, anche io Matteo. Vorrei che Matteo si impegnasse per i lavoratori precoci anche, visto che sono in diretta. E questa è ti un'altra ricordi- delle categorie. Se vuoi, se hai ancora in tempo, vai sul sito liberiamoci.com, alla voce contatti, puoi partecipare anche tu alla redazione di quello che è a tutti gli effetti un manifesto della concretezza. Tutte le categorie, dagli agricoltori alle associazioni sportive, agli autotrasportatori, non vi faccio l'elenco di tutte, ma sono tante. Certo. Non ci sono i lavoratori precoci, manda la tua idea e se è poi un'esperienza sarà ancora più efficace. Grazie mille Roberto. Grazie mille, andiamo avanti con le vostre telefonate. Pronto? Pronto, sono in linea? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, Franco da Como, buonasera a tutti. Ciao Franco. Ciao. Rispetto e cordoglio per l'amico Hermes e un augurio che tutti coloro che si riconoscono nel motto usi obbedir tacendo e tacendo morir lo mettano un pochino da parte e cominciano a fare un po' di piazza pulita. Grazie Buonasera mille a Franco, tutti. insomma l'obbedienza non è più una virtù. Noi continuiamo a raccontarvi e soprattutto a darvi spazio e voce in questo nostro pomeriggio in cui vi chiediamo un commento a una notizia assurda. Fin qui le telefonate, adesso se volete durante il pezzo che stiamo per trasmettere potete mandare gli SMS al 346 64 277 56.